Siamo con il maestro Fulvio Dose, direttore artistico di un evento che è stato presentato oggi. Di cosa si tratta? Si tratta di un concorso per gruppi giovanili, per bande giovanili, quindi parliamo di bambini che vanno dagli 8 ai 16, massimo 18 anni, che si svolge con cadenza biennale. Siamo stati fermi nel 2020 e nel 2022 per ovvi motivi, adesso abbiamo ripreso, quindi questa è ufficialmente la terza edizione. Si tratta di un concorso in cui le bande si esibiscono su 2 brani, uno d'obbligo e uno a piacere, vengono giudicati da una giuria internazionale, abbiamo un esperto austriaco e 2 italiani. Quindi ci saranno le premiazioni domenica sera, mentre il sabato sera ci sarà il concerto inaugurale dell'Orchestra Creativa di Jonzo con Athos Castellan, trombonista della Fenice, come solista. Saranno 350 i ragazzi coinvolti, quindi il mondo delle bande è attrattivo anche per il confronto dei giovani. È attrattivo, si fa fatica perché è un impegno da parte dei ragazzi assolutamente, degli insegnanti, di chi organizza i corsi e dei genitori, credo. Però è attivo, insomma, ci stiamo muovendo, abbiamo preso una batosta un po' durante il 2020 perché scuole chiuse, ragazzi che si sono persi, adesso abbiamo ripreso alla grande, speriamo. Questa rappresenta perfettamente quella che è la nostra visione culturale per il futuro, che è per una regione di confine come la nostra, una cultura di frontiera, quindi un concorso internazionale come questo che permette ai ragazzi di confrontarsi con i loro amici coetanei degli altri paesi, certamente in linea con la nostra visione. Mi permetto di lanciare un appello al pubblico friulano a partecipare a queste serate perché si divertiranno, la cultura è anche divertimento, ma saranno anche una gratificazione per i tanti ragazzi che potranno in quell'occasione dimostrare il loro talento, le loro capacità e quanto hanno acquisito nell'esperienza musicale.